Zia Teresa mi ha tagliato pure un bello pezzo di pane, con nipotina. Eccolo qua. Bello croccante questo pane, Sì, vedo, sì, E lo andiamo a riempire di frittata. con filoche. La voglia se divertì mio nipote, vedi? Qualcina zia Teresa. Ecco qua, ho contentato il mio nipotino. Visto le patatine. Patatine e costette. Beato nipotina, dice la verità? Beato nipotino. Paolino, capo consolata. Zia Teresa, Davide, buongiorno. ciao. Patatine? Ma ti dico io che devo fare. Il mio nipotino più piccolino ha detto nonna mi fa una frittata patatine e ustelle. Ah, patatine e E ustelle. noi facciamo, anzi un filoche. O filoche. Un filoche patatine e Io ustelle. pensavo popcorn e patatine, come Facciamo Nino patatine e D'Angelo. ustelle. Patatine e ustelle. E che la gioventù è adesso, capito? Che stava trovando, zia Teresa? Stanno mangiando solo patatine e ustelle. Patatine, ustelle, panna e tutte queste cose. E mi la contento che viene dalla scuola. Ah, ci facete una bella frittata, anzi un Sì. bello filoche. Un filoche mezzo panino. Mezzo panino proprio, così capra. E so mangia. Dobbiamo fare proprio piccolini piccolini. Giustamente sì, perché poi comunque si devono cuocere, Sì. quindi minuscole proprio, piccoline, No, piccoline. vorresti fare che con la pasta e patate. Tipo pasta e patate. Sì, Forse anche più piccoline. piccole. Sì, Zia Tre, dopo le patatine, ci andiamo a tagliare i e piustelli. ustelle. Facciamo tutti a pezzettini rotondi E procederemo tutte e cose. faremo tutte cose. Vede nipotine. Questo è altro. Cosa non si fa per i Che poi nipotini? domani, quando non ci sono più, si ricorderanno tante e tante cose. Quando la nonna mi La faceva... nonna c'è questa, la nonna c'è quell'altro. È vero, è vero. La nonna che non si arrabbiava mai. Zia Tre non si arrabbia mai, ma anche che nipoti. Mai. Però devo dire la verità, ho 5 nipoti che mi rispettano e mi vogliono bene. E non sono mai stati scostumati, mai... Allora io li accontento. Sciacquamo le patatine prima di friggerle, ovviamente. Ma sempre la sciacquate, zia Tre? Eh sì, perché tagliando la cascotta la patata si fa nera. Certo. Ecco. Mettiamo a scotta e mettiamo a friggere. Andiamo a scolare. Ecco qua. Tanto queste subito si cuociono, perché Sì, sono sì, piccole. perché sono piccolini. Due uova. 2 uova Per il nostro filoscio. di patate e ustelle. Sciacquiamoci in mano, Sempre le mani. sale, Sale. pepe, poco, formaggio grattugiato. Ah, lo grattugiamo al momento. Sì. Che cosa è? Pecorino o parmigiano? No, questo è parmigiano. Parmigiano. E ci facciamo una bella frittata. E quindi adesso possiamo alzare le nostre patatine che si sono belle già fatte, poi dopo si finiscono di cuocere Nell'uovo. nell'uovo, giustamente. Già so ben cotto. Eh sì. Bella arroscata, zia Tri, Sì, bella arroscata, arroscata. arroscata. Ah, zia Tri, adesso quindi abbiamo alzato le patatine e andiamo a friggere pure le pistelle. Sì. E poi mettiamole. E poi mettiamo filoche. Sì. Zia Tri, andiamo ad alzare anche i nostri Sì. wurstel, lei mette vicino e patana. E poi è arrivato il momento dello filoche. Ho finito dopo. È Sì. pronto, è pronto? È pronto? Sì. Eccolo qua, il filoche gira e si va in padella. Ok, zia Tri, adesso wurstel e patatine. Aspetta a condondare. Sai la canzone. Sai la canzone di Nino D'Angelo. Nino D'Angelo. Ecco qua. Ecco Andiamo qua. a mettere il filoscio e poi lo andremo a girare, mi avete Sì, detto, sì, sì, adesso giriamo. Zia Tri, andiamo a tagliare pure un bello pezzo di pane, con nipotina. Eccolo qua. Bello croccante questo pane, Sì, vedo, sì, E lo andiamo a riempire. di frittata. Il filoscio è pronto e va dritto in mezzo al pane. La voglia se divertì mio nipote, vedi? Qualcina zia Tri. Ecco qua, ho contentato il mio nipotino, Il nipotino è stato accontentato. Sì. Un bello filoscio. vedi? Mezzo pane. Visto le patatine. Patatine e costette. Zia Tri, beato nipotina, dice la verità? Beato nipotino. Paolino, capo consolata.